Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, bentornati ad una live di Reni Retro. Benvenuti, benvenuti a tutti. E niente, oggi sono le 11:20 di questo martedì 25 febbraio 2025, che sembra una data palindroma, diciamo, ma invece non lo è, perché al contrario sarebbe 52. Ok? Quindi benvenuti a tutti, benvenuti, benvenuti, Reni Retro, benvenuti. Allora, oggi cosa dobbiamo fare? Come al solito dobbiamo fare il test barra teardown di un altro PC. Questa volta è un altro dei PC della serie. Quello che vi racconto corrisponde tutta a realtà ed ho le prove per affermare ciò che dico, perché c'ho ancora tutto il materiale che io vi vado a raccontare nelle mie live, che magari lì per lì non ho subito a disposizione, ma dandomi qualche tempo poi io lo ritrovo tutto. Sta un po' rovinato, perché ovviamente sono passati tanti anni. Questo per esempio è un PC che è fermo dal 2004-2005, quindi sono circa 20 anni che è fermo dentro al box. Oh, questo è un PC che fa parte di quella mia LAN di cui vi ho già parlato quando abbiamo visto il PC che si chiamava Gigrobot. E infatti questo ha la medesima etichetta, però c'è scritto Mazinger Z. Voi non so se riuscite a vederlo correttamente, ma c'è scritto Mazinger Z. Ok, quindi questo è Mazinga Z, diciamo un altro dei PC che era nella mia cameretta all'epoca, quando avevo fatto una LAN interna dentro una cameretta con tanti PC, datosi che io non potevo provare una LAN, diciamo, con macchine virtuali o in altri modi. Diciamo, l'unico modo era, ecco, sfruttare un po' i PC creati poi, tra l'altro, dai pezzi, diciamo, non di ricambio, dai pezzi dei PC che venivano buttati. Ok? Quindi questo PC che andremo a vedere, tra l'altro vedete ci sono pezzi un po' appoggiati, questo tra l'altro è un removibile che non so neanche se riusciremo mai a rimuovere, perché non c'ho più la chiavetta qui. Quindi qui dentro c'è un hard disk removibile, bisogna vedere se riusciamo a rimuoverlo. Vabbè, qui sopra c'è scritto Mazinger Z e qui c'è un floppy. Come vedete non c'è nessuna unità di lettura ottica, quindi c'è quella del floppino, sempre il sacro floppino. Vedete i floppy all'epoca andavano per la maggiore, tra l'altro è pure un po' incastrato, però funziona. E niente, quindi c'è il lettore di floppy, non c'è nessun lettore ottico, perché io avevo fatto un altro tower, quindi ce l'ho giù, però non sono riuscito a portarlo su. Pesano, sti cosi pesano parecchio, soprattutto questa roba un po' vecchia. Un attimino solo, che mi sa che la chat non la vedo, perché Restream mi è partito male. Correggiamo subito il problema, vediamo se facendo così mi becca la chat. Niente, mi dice sempre che c'ho uno solo in linea, ma non... Proviamo un po' a scrivere sì, Salce. Infatti non mi scrive. No, non mi scrive. Non vorrei che abbiamo qualche problema, eh. Volevo cercare il mio cellulare per vedere se è più facile a farsi che a dirsi. A dirsi che a farsi, voglio dire. È più facile a dirsi che a farsi. Il mio cellulare non lo trovo. Ai 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 ai. Ma vabbè, andiamo avanti. E allora provo a fare un'altra cosa, che tanto sempre va bene lo stesso. Allora, proviamo a vedere una cosa, via. Visto che non trovo il cellulare, provo a fare un'altra cosa. Vediamo se risulto
in live. Sì, risulto in live. Beh, bene, 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 bene. Ok. E niente, stiamo trasmettendo. Voglio vedere però se streaming offline, però a me dà che sono correttamente in live, però è stranissima questa cosa perché Restream mi dà offline, però io vedo che sono tranquillamente in live. Sì, sì, ma Restream un po' di giorni sta facendo un po' le bizze, ma andiamo a ricaricare questa pagina, magari ricaricandola, magari si aggiorna. Ecco, streaming excellent streaming e mi dà due connessi su YouTube, però niente, Restream Chat non vuole funzionare. Vediamo un po'. No, perché se non leggo la chat è complicato. Oh, mo mi dà due connessi, però non posso scrivere come Restream. Vediamo un po'. Niente, Restream Chat. Allora, facciamo una cosa, va. Logout, conferma e poi facciamo il logon un'altra volta. Scusate, ma la chat è importante, bisogna dirlo, la chat è veramente importante. Allora, questo vuole sapere dov'è che vedo gli autobus, Qua e qua vedo gli autobus, qua vedo un altro autobus, qua no, qua no, qua no, qua no, e qua neanche. Biciclette, 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 biciclette. Lo so, questi sono molto fiscali su, sulla sicurezza e quindi niente. È un po' pure un po' lento qui per fare la verifica così, eccola un'altra bicicletta. Mi fate perdere un sacco di tempo però. Eccoci qua. Niente, due connessi. E niente. Read only. E vabbè. E allora facciamo una cosa. Io l'unico modo che ho è questo. Allora, andiamo a vedere. Tra l'altro posso pure metterla qui. Vediamo un po'. Perché metterla così mi si rallenta tutto. Però vediamo se... Niente. Qua neanche me la mette. No. Vabbè, questa live la devo fare senza chat. Boh. Vediamo un po' se scrive. Eh sì. Ecco, la chat c'è. Ah, tra l'altro compare anche... Ma va bene così, dai. Così riesco a vederla, la chat, la vedo di là, non fa niente. Allora, grazie di essere qui con me innanzitutto. Scusate per questo inconveniente, ma purtroppo Restream non funziona bene. C'ha qualche problema, quindi niente, sta chat non vedrò mai, magari se qualcuno scrive, va bene. Allora, vi stavo dicendo, questo è un computer assemblato da me, tra l'altro qui laterale c'è pure una schedina con due prese USB messa qui a volante proprio, tra l'altro non è più collegata, quindi c'era una piattina qui che entrava dentro al PC e si andava a connettere dentro, ok? E questa era una schedina che avevo preso io e l'avevo messa qui laterale non sapendo dove metterla,
perché all'epoca neanche si trovavano quei pannellini frontali che leggevano tutte le card, diciamo i pannellini che leggono le multicard, ok? Quindi diciamo che avevo optato per mettere questa cosa così bruttissima. Qui sicuramente ci sarà una ventola. Comunque noi dobbiamo fare il test di questo PC e vedere se funziona. Ripeto, Mazinger Z, quindi Mazinga Z, faceva parte della mia LAN, diciamo, in cameretta. Camera Area Network, la CAN, oppure Room Area Network, Room Area Network, RAN, la RAN, Room Area Network. Mi ero fatto una piccola rete locale dentro la cameretta. Quindi questo è il secondo dei PC che abbiamo visto. Allora, bando alle ciance, noi dobbiamo attaccare la corrente. C'ho un po' paura perché questo coso sta fermo, ripeto, dal 2004-2005. Se scatta tutto, ovviamente salta anche la live. Non lo so quello che può succedere. Qui c'è pure un LED esterno. Niente. Ha lampeggiato un attimo e non ha fatto assolutamente niente. Interruttori sull'alimentatore non ce ne sono. Reset, power, reset, niente. Ok. Abbiamo visto che questo PC va smontato. Allora, la prima cosa che posso levare... Ah, tra l'altro non ho preso i cacciaviti, vedete? Allora, è questa schedina, ve la faccio vedere. È una schedina USB 1.0. Vedete, l'avevo tutta isolata con del nastro isolante. Andiamola a vedere meglio. Ci sono due condensatori e poi tutta rovinata, ovviamente. Due USB 1.0. Ok? E questa era tutta isolata per andare a fare corto sul case. Torno subito per i cacciaviti. Cacciaviti spaziali, ok. Allora, vai con i cacciaviti spaziali. Mamma mia. Questo è parecchio che non viene aperto, questo è... E c'ha un sacco di schede dentro sto PC. C'ha tutte le schede, guarda, c'ha pure le USB 2. Allora, per la miseria. Allora, c'ha una ventola qui, tra l'altro che era attaccata direttamente con i fili dentro al Molex, Questa ventola, messa per così, vi spiego, perché non è dritta. Come vedete, vabbè che tanto so quadrate, quindi le potevi mettere come ti pareva. Ed ecco una ventola messa proprio di fili ponticellati, cose che si facevano una volta, proprio croccata alla grande. Mamma mia! Allora, a conferma di tutto quello che vi ho detto, no, non avete visto la mia faccia, ma a conferma di tutto quello che vi ho sempre detto, io facevo coi PC pure quello che facevo con Amiga, l'Amiga 4000 con tutti quei lettori CD che vi ho raccontato. Ho staccato tutti i fili perché vi voglio far vedere come sta sto PC. Vabbè, forza e coraggio, ve lo faccio vedere. Allora, guardate. Allora, qui dentro ci sono 1, 2, 3, 4 e questo removibile 5 hard disk. 1, 2, 3, 4, 5 hard disk. Un lettore floppy, tra l'altro IDE, questi altri sono SCSI, qui c'è una scheda SCSI, c'è una scheda di cattura video, andiamola a vedere dietro, guardate che roba. Allora, questa sarà una Creative Gold qualcosa, questa è una scheda SCSI,
Tra l'altro una SCSI pure con la scheda di rete, qualcosa di spettacolare. Questa è un'altra parte, mi sa, della... Allora, vabbè, questa è una scheda ricezione satellitare, per ricevere il segnale satellitare. All'epoca si usavano queste schede a cui si attaccava la parabola e potevi vedere le trasmissioni, diciamo quelle in chiaro. Poi con il lettore di card esterno potevi anche accedere a, diciamo, i contenuti criptati di Sky, anche se qui non si chiamava Sky. Quando io utilizzavo questa scheda c'era di più e stream e di più. Una scheda con 5 porte USB 2 e una scheda video. Sulla scheda madre on board c'erano due seriali e una parallela. Due seriali e una parallela. Poi c'era tastiera mouse e due USB. Non c'era neanche la scheda di rete. Questo buco è vuoto. Vedete? Quindi qui abbiamo due seriali in una parallela. E qui, come vi ho detto, c'è sotto la SCSI. Poi c'è stata una scheda audio. Quella sopra non mi ricordo che scheda è. Poi l'andremo a vedere. Quella sopra ancora è una scheda che vedete che qui ci si attaccava, l'antenna, la parabola più che altro, la parabola, non l'antenna. E queste erano, diciamo, le uscite audio per attaccarlo poi a un televisore. E questo, vedete, è il PC. Tra l'altro qui balla tutto, perché questi tre hard disk aggiuntivi che ho messo così si reggono solo con queste due staffe da un lato solo e via. Cioè, guardate che casino che era sto PC. Poi davanti si legge Mazinger Z, vedete il ledino connesso con la SCSI, e poi c'è il floppino. Tra l'altro questa andava su e giù per chiudere tutto, andava proprio su, ok? Ma dopo la ritiriamo giù. Pesa 1 tonnellata con tutti quegli hard disk. Purtroppo quegli hard disk mi sa che sono nati al cinema, perché sono tutti pieni di muffa, di roba, non lo so. Ok? Allora io direi di procedere al tear down di questo accrocco. Allora io direi innanzitutto smontiamo questo castelletto di hard disk. Non si manco levano più sti Molex. E tutto questo funzionava, nel 2004 funzionava tutto. Niente, sto Molex, ah sì, sono riuscito a levarlo. Ok. Sti hard disk sono misti, SCSI, IDE, un macello. Qui sono saltate le viti, non erano neanche strette. Boh, strano. Allora, questo è il primo degli hard disk. Allora, questo è un Master IDE ATA. IDE ATA. Andiamo a leggere. Made in Singapore. 30 giga 2003. Vedete che non vi dico bugie. Questo è del 2003, questo hard disk. E lo andiamo a levare. Poi voglio levare anche questo, ma soprattutto voglio andare a svitare queste viti, che poi come si reggivano queste viti? Dietro ci stanno... ma c'è un datino qua? No, sono appoggiate queste viti. Come so... no, c'è un dato. Mazza, so viti con un datino, figurate. E allora no, aspetta, mi conviene svitarli uno per uno sti hard disk. Eccolo qua, questo pure lo andiamo a togliere. Madre, che casino, che macelli che si facevano una volta, ragazzi. Lo so, oggi non posso leggere la chat, quindi sto cercando di stare attento. Sul televisore ho messo la live, ma c'è pure una ventola, quindi dall'altra parte c'è qualcosa. Allora, questo è un Maxtor addirittura. La Maxtor non esiste più da un sacco di tempo. Questo non so manco da quant'è.
part number, pure questo manufactured dicembre 2003, questo è dicembre 2003, sta scritto lì sotto. Quantum Max, anzi no, Maxtor, quando ancora era Maxtor, non riesco a capire neanche da quanti giga è, ma vabbè, per avere più spazio, chissà che ci sta qua dentro, chissà che dati io ci mettevo su tutti questi hard disk, non mi ricordo minimamente cosa ci stava qua dentro. Ora vi faccio vedere come io mettevo le ventole, cioè qui io veramente la pazzia proprio con questi PC, è la pazzia, la pazzia. Allora, mo qua questo, vabbè, qua pure tocca staccarlo, messo in malo modo. Vabbè, questo già messo meglio perché c'è quantomeno una fascetta stringitubo che teneva tutto quanto insieme. Ok, e quindi questa ventola non si sarebbe mai voluta staccare. Allora, su questa ventola io ci avevo messo due contatti, vedete? Due contatti che andavano di là, ma guardate come avevo messo sta ventola. Questo è l'hard disk e la ventola attaccata con una staffetta così. Cioè, che cosa mi inventavo? E questo andava a raffreddare tutto il castelletto, eh? Tutti e tre questi hard disk avevano quella ventola laterale che andava a raffreddare. Allora, questo è un Barracuda Ultra ATA, vedete? Allora, 30,6 giga, Barracuda Ultra ATA. Questi sono i parametri del drive, come vi ho detto, ed era da 60 giga. Barracuda Ultra ATA 60 giga con ventola incorporata. Mi viene da ridere, Giuseppe, mi interessano almeno i titoli su YouTube. Giuseppe Luca, Charlie 28 non c'è. Lo so. Sto leggendo poi lì perché qui la chat non mi funziona, niente. E allora leggo direttamente. Giuseppe, ti faccio sapere, dai. Allora, poi ce n'è un altro ancora di hard disk, che però questo mi sa che c'ha le viti anche di qua. Non mi pare. No. Proviamo a levarlo. Questo pure IDE. Guarda che casino che facevo. E io sta roba l'ho fatta pure con gli Amiga 4000, non è che gli Amiga 4000 sono scappati da questo trattamento di potenziamento eccessivo, sia dal punto di vista RAM, dal punto di vista CPU, da tutti i punti di vista, diciamo. Io li potenziavo al massimo i PC. Ecco, questo per levarlo mi tocca staccare pure il drive, perché sennò non ci passerà mai. E andiamo, non so come farlo passare perché ci stanno 2000 piattine qua, solo che lo voglio togliere. Ok, tolto. Andiamo a vedere quest'altro, ragazzi. Altro Seagate Barracuda ATA 2 Ultra ATA, sono altri 60 giga. Beh, c'avevo parecchio spazio disco, come adesso d'altronde qui c'ho tutti quelli da 5 tera. Su questo PC c'ho tutti i dischi da 5 tera. Allora, e quindi abbiamo levato tutti gli hard disk. Così possiamo quantomeno guardate che mi ero inventato dentro che cosa ci sta. Addirittura uno spinotto per la cuffia. E qui, boh, non lo so dove lo attaccavo nella scheda. Ma guardate, questo l'avevo fatto io apposta, ma non mi ricordo perché. Cioè, c'è qualcosa, non lo so, non mi ricordo perché. Sono un collezionista di Mr. Charlie, mi mancano la Charlie 391 e la Charlie 28.
del 1988, ok. E io te l'ho detto, se chiami direttamente lui, Charlie De Sena dovrebbe averle, se non ce l'ha lui bisogna fare così, gli appelli. Oh, andiamo a vedere. Guardate io come facevo. Da un Molex maschio, questo è Molex maschio, c'erano ben 4 Molex, no, 1, 2, 3 Molex femmina. Quindi Molex maschio, 3 Molex femmina, per dare alimentazione a tutti quei dischi. Adesso sto levando tutti i cavi perché, cioè, quantomeno questo case, questo è veramente da, purtroppo è veramente da buttare. Oh, nel removibile sopra non c'è l'hard disk, meno male, perché non avendo più le chiavette non sapevo proprio come aprirlo, bisognava romperlo perché senza la chiavetta non si apriva più. Allora, ok, guardate le piattine. Questo era attaccato all'hard disk removibile, questo era attaccato agli altri hard disk. Ovviamente la differenza si vede, tra l'altro qui c'è scritto ATA cable kit, vabbè, questo è ultra ATA, come vi ho detto più volte, vedete? CPU end, eccetera. Quindi questo è ultra ATA, mentre questo è ATA normale. Questo è IDE 40 poli contro 80 poli. Si vede proprio ad occhio, mo è tutto sporco, vabbè, è ovvio che è sporco. Vedete come sono più piccoli e più ravvicinati i pin di questo cavo ultra ATA rispetto a questo che è ATA normale. Vabbè, andiamo a togliere queste. Poi vado a togliere pure questa, è la piattina del floppy. Allora, mo vi spiego pure, guardate la palpina del questa va al PC, poi questa andava al floppy A e questa che vedete oh, scusate se ogni tanto si pianta il PC perché sta lavorando, eh. Allora, questa ho detto, questa andava al PC, questa andava al PC, questa andava ad un eventuale floppy B da 3 pollici e mezzo, questo andava ad un eventuale floppy B da 5 pollici e un quarto e questo ad un ulteriore, quindi nel caso in cui uno ci collegava un 5 e un quarto, si poteva connettere anche, visto che qui c'è, vedete il cavo incrociato, si poteva connettere anche un ulteriore floppy, diciamo, quindi c'è A, B, C, un ulteriore floppy, ma comunque al PC se ne connetteva sempre uno di floppy, perché diciamo tranne i 4, ma neanche pure i 486 ce la facevano, perché avere diciamo più drive poteva servire se uno doveva per esempio fare delle copie o cose di questo genere, ma normalmente un drive bastava e avanzava. Allora, questo è uno sdoppiatore Molex, da un maschio, due femmine Molex. Vedete come gli davo corrente io? Vedete? È così. Ok, e buttiamo via. Tanto qua mi sa che non funzionerà più niente. Oh, questa è un'altra piattina Ultra DMA, perché io ci avevo messo una scheda aggiuntiva IDE PCI per avere altre 4 periferiche IDE. Vedete, questa è ultra ATA. Tra l'altro questo è anche cable select perché c'è un buchino qui. Vedete quel buchino? Quello serve per utilizzare la funzione di alcune schede madri che è il cable select. Ok? Quindi c'è un buchino che non è diciamo, una piattina fallata, assolutamente. Grazie a quel buchino, invece che mettere master e slave, le due periferiche, bastava metterle entrambe in cable select e grazie a quel buchino il computer sapeva qual era una e qual era l'altra, come accedere ad una e come accedere all'altra. Quindi il buco sulle piattine IDE serve per abilitare la funzione cable select sia dei masterizzatori, dei lettori, sia degli hard disk. Ok? Parecchi hard disk avevano questa funzione. Allora, questa è un'altra piattina IDE
vedete? Questa è IDE normale, non c'ha il cable select, vedo. Questo blu andava alla scheda madre e questi ai due hard disk. E anche questa è ultra ATA, quindi mamma mia che bordello qua dentro, non finiamo più di smontare sto PC. Oh, vi voglio far vedere, ora che ho, diciamo, levato parecchia roba, vi faccio vedere, questa era la piattina che andava attaccata a quella schedina che vi ho fatto vedere prima, che non la trovo più. Vabbè, la schedina, eccola lì. Allora, questa schedina, adesso ve lo faccio vedere, l'attacco, così. Allora, questa andava attaccata così e stava attaccata esternamente. Adesso vi faccio vedere qui dentro, a me è caduto anche questo cavo che è un cavetto audio, che andava alla scheda audio, però poi non serviva a niente perché non ho le unità ottiche. Allora, vi faccio vedere, guardate, abbiamo smontato già un bel po' di hard disk e io guardate qua intorno per isolare questa scheda c'è tutta una cosa di carta intorno ed è isolata, ok? E poi questa è la piattina che usciva fuori dal PC e andava su questa schedina che era attaccata laterale per avere altre due USB, ok? Adesso ci andiamo a vedere tutte queste schede. Tanto io dubito che sto coso riparta, proprio. Non ce n'ho proprio la... cioè, è proprio impossibile. Lì dietro c'è un'altra ventola ancora. Non si sa come l'ho messa quella ventola, pure col distanziatore. Vabbè, però io diciamo che, avendo staccato un sacco di hard disk e di cose, io proverei ad attaccare solo la corrente e vedere che succede. Proviamo. No. Inizia a girare tutto, si accende una luce lì, però non parte nulla. Allora, prima di staccare tutto, proviamo a levare la RAM, che già l'altra volta abbiamo visto che la RAM era la causa del blocco, diciamo, in avvio. Poi questi PC erano resistentissimi, per quanto questo ha preso un sacco di umidità, non lo so. C'ha 4 spazi per le RAM, ce ne sono però installate solo 3. Allora, ora ce ne lasciamo una, levata e rimessa in un altro slot. Niente, qua non c'entra. Mettiamola qua, va. Che mi piacerebbe vedere che sistema operativo c'era installato sopra, però forse sono riuscito a inserirla la RAM, vediamo un po' che dice. No, sembra che parte ma poi si blocca. Allora, andiamo a togliere, mettiamola qua. Qui c'è sta il filo dell'altra ventola che voi non la vedete, ma c'è un'altra ventola. Buongiorno Michele, oggi non c'ho la chat perché il Restream Chat non funziona. Questa era una bella live, conviene che ve la rivedete perché questo PC era super pompato come quelli che facevo io. Ci stavano 1, 2, 3, 4 e 5 con il removibile, 5 hard disk. Niente. Allora, per adesso non parte, quindi procediamo a eliminare qualche scheda. Allora, questa sotto è la SCSI. Andiamoci a levare questa SCSI spettacolare, va. Questa è una SCSI veramente bella. Questa mi serve parecchio. Allora, ed ecco qua una bellissima scheda SCSI. Questa costava un macello di soldi, ma proprio tanti. Guardate, ultra wide SCSI qua, tra l'altro con pure la scheda di rete incorporata, ok? Andiamo a vedere se ci mette a fuoco. Questa è una fast SCSI, mettiamola al contrario senza fargli prendere il fuoco. Questa è della Digital addirittura, vedete, questo è lo slot PCI a 32 bit e
qua c'è un serial number, però non leggo Symbius Logic. Qui c'è un processore con scritto Symbius Logic, qui c'è scritto Digital, qui c'è scritto PC Net Fast, quindi vuol dire che è una 10100 e quello slot libero era per il BIOS per fare il boot via rete, come già vi ho detto. Ok, guardate che bella scheda, poi tra l'altro è tutta bella pulita. Questa è una bellissima scheda SCSI, la mettiamo là. Poi togliamo la scheda video. No, questa è la scheda. Ah, hai capito? Quelle sono tutte porte MIDI. Quelle che vi ho fatto vedere dietro che non sapevo cos'erano. Sono tutte porte MIDI, mi sa, perché adesso vi faccio vedere questa scheda audio, che spettacolo che era. Cioè, perché la scheda madre, questa qui, non aveva la scheda audio incorporata. Quindi guardate un po', questa è una Creative PCI Sound Blaster. Questa sarà una nave 64 Gold, guardate, con la piattina. Questa parte dalla scheda audio, vedete? Questa è la scheda audio e va a finire qua. E qua ci sono entrate, uscite, queste saranno porte MIDI, non lo so. MIDI in, MIDI out. Eh sì, MIDI in, MIDI out, tutto quanto. Sono tutte porte MIDI. Questa è una scheda audio, ma di quelle veramente belle, guardate. Questa è una Sound Blaster Live Gold, perché è tutta dorata. Model CT 4520. Guardate quanti ingressi c'aveva pure per toccare. Poi tutti i contatti dorati. Qui sono tutti i contatti dorati, guardate che belle. PCI, ovviamente slot PCI, ma veramente fatta bene. Vediamola dietro. Vedete? Creative Labs. Vedete? For home or office use. E questa quindi è una Creative con, diciamo, la scheda aggiuntiva. Ok, andiamo a vedere qui se mi mette a fuoco. Allora, bisogna fargli fare il fuoco da lontano e poi ce lo mantiene. Vedete? Che spettacolo, ragazzi! Vi sto facendo vedere delle cose che hanno fatto la storia. Allora, andiamo avanti a smontare, Io smonto tutto, tanto qui è tutto da buttare, che ce devo fare con sta roba? Allora, scheda, punto interrogativo, che cos'è? Ve l'ho detto prima, questa è una scheda che permette di collegare, poi tra l'altro per avere anche internet via parabola, ok? E questa è una scheda, vedete, c'è il modulatore della Philips che serve a modulare il segnale della parabola. Qua ci avvitavate la parabola, come sapete la parabola c'ha il cavetto solo centrale e poi ci avvitate quello laterale che fa da, diciamo, da schermatura, da massa. Come vedete questo è il modulatore. Se riusciamo a mettere a fuoco anche questa, ok, è Philips, modulatore Philips, made in Singapore, ok. E questa è una scheda satellitare che permetteva di vedere i canali satellitari sul PC, ma non solo, anche di avere internet sul PC, ok. Quindi questa è una bellissima scheda che tra l'altro dovrebbe ancora funzionare, perché ancora esistono le parabole, ancora Sky trasmette e esistono ancora le connessioni su PC, le connessioni internet su PC, anche se non conviene perché oramai già via cavo è già abbastanza veloce, forse nei paesini dove ancora non sono arrivati neanche con la, diciamo, con la fibra. Allora, questa è una bellissima scheda USB 2.0
ed ha 5 più una interna 6 porte USB sullo slot PCI. Vedete? Queste sono 3 e 2, 5 porte USB più una interna che è questa qui. Quindi questa, a chi non gli bastano mai le USB come me, è una soluzione. Tra l'altro mi sa che è una Adaptec, perché questa simbologia, questa nomenclatura AUA è usata dalla Adaptec. Quindi questa è una Adaptec che fa le schede SCSI, eccola qua, AUA 5100B, vede c'è scritto proprio Adaptec AUA 5100B, assembled in Singapore, tra l'altro 2012 2000, no, assi 2012 006 00. Comunque questa è vecchia anche questa, qui è tutta roba, vi dico, fino al 2004-2005. Quindi tutte queste schede che vi sto facendo vedere, andiamole a vedere anche dietro questa, guardate, eccola, vedete? Fab, vedete, tutta serigrafata, tutti i test che passava, Certificate Test CM, vedete? Queste sono tutte schede spettacolari perché venivano fatte e queste secondo me funzionano tutte. Ma secondo me, smontando un po' tutto qua, si riaccende pure il PC perché i condensatori vedo che stanno tutti quanti bene. Ok, andiamo a levare quest'altra che invece è una scheda che mi piace tanto, a me mi piaceva all'epoca perché gli hard disk IDE cominciavano a trovarsi anche gli hard disk, diciamo che... qua ci sta attaccata la ventola. Ah no, ledino, il LED, pensa un po', c'ho un connettore che ho sfruttato per attaccarci il LED. Siccome gli hard disk IDE costavano molto meno di quelli SCSI e molti li stavano dando via per passare agli hard disk più grandi, infatti quelli da 30 molti li davano via per comprarsi quelli da 60 o quelli da 80 giga, ok? E quindi io li rimediavo, molti me li regalavano, capito? E io l'unica cosa che mi sono dovuto comprare è questa. Questa è la Promise della Promise Technology e supportava 2 canali 4 periferiche IDE aggiuntivi su slot PCI. Vedete, questa è la famosa Promise, non so se l'avete mai sentita nominare. Guardate, serigrafato tutto sulla piastra, vedete? Made in Twain, CFC Free, PCI Local Bus, Ultra ATA 66, quindi era manco Ultra ATA 100. Questo è Ultra ATA 66, neanche Ultra ATA 133. Proprio Ultra ATA 66, quindi molto lenta, ma a me serviva soltanto per avere più spazio. Vedete? Promise Technology Ultra 66 V1.14. Promise Technology da tutte le parti. Vedete? E quindi qui c'era per attaccare il LED e io ci avevo messo, diciamo, un attacco che andava a finire su questo LED qui che vedete che usciva fuori. Pensate un po'. Allora, abbiamo levato, diciamo, quasi tutte le schede. La scheda video per adesso la lascerei e riproviamo ad accendere. Quindi è rimasta la scheda madre con la scheda video. Tra l'altro questa scheda madre è una Asus TUF 4X. Questo sarà un Pentium 133, non lo so, qualcosa di veramente vecchio, però strano che non accende. Proviamo a togliere anche la scheda video, dovrebbe fare beep beep beep. Tanto schede video, queste AGP ce ne abbiamo, quindi andiamo a vedere anche la scheda video, perché no? Stranissima sta scheda video. Allora, è una ATI Technology, quando la ATI era una società a sé e non era stata assorbita. ATI Rage, che è una 128 Ultra questa. 128 Pro, non è una 128 Ultra, però è buona lo stesso. Andiamo a vedere, andiamo a mettere a fuoco. Eccola, ATI Rage 128 Pro. Non è la Ultra, però vedete?
M2001 il sigillo di garanzia, slot AGP si riconosce dai pin uno sopra, uno sotto, uno sopra, uno sotto, c'è il marchietto ATI Technology, vedete, e poi ci andiamo a vedere, questo è il seriale, vedete, e poi di qua andiamo a vedere il raffreddamento sulla CPU, pochissima RAM e poi il connettore VGA. Vedete com'è strana, c'ha questa forma un po' strana, che qua ci manca qualcosa, vedete? Tra l'altro non c'erano qua i contatti, vedete? I contatti c'erano per poter mettere una scheda aggiuntiva, quindi un'acceleratrice 3D o un encoder MPEG, però non è stata messa in questa versione, si vede che era una versione più economica della scheda, ok? Quindi tra l'altro mi sa che questa aveva 4 mega, 1 2 3 4, o sono 4 mega o sono tutti da 512 e quindi sono 2 mega. Secondo me sono più 4 mega di RAM, però non me lo ricordo. Ok, proviamo senza scheda video, guardate quante schede che sono riuscito a rimediare. Allora, senza un cavolo attaccato, niente. Può darsi pure che l'alimentatore, io là ce l'ho l'alimentatore, Ora facciamo subito la prova alimentatore. E poi nel caso proviamo a riattaccare gli hard disk. Se fosse l'alimentatore, adesso lo stacco, tanto qui è tutto staccato dall'alimentatore, sì sì, e arrivo tranquillamente. Mannaggia, non si stacca questo. Sì, si stacca, come si stacca. Allora, mettiamo tutto così e proviamo a vedere se è l'alimentatore. Prendiamo questo alimentatore nero che già l'abbiamo provato, già l'abbiamo visto con altri PC. Ci devo levare questo slot, questa parte aggiuntiva non si leva. No, se questa non mi si leva, sì si leva, come non si leva? Si leva, ecco. E adesso è diventato come questo. Sì. Allora, erano fatti in modo che uno non poteva sbagliare ad attaccarli, questi alimentatori. Allora, me devo mettere solo comodo per poter attaccare sto connettore. Allora, andiamo ad attaccare questo connettore. Ok, connettore attaccato. Proviamo ad attaccare corrente. Niente. Niente. Prova a girare ma si blocca. Quindi non è l'alimentatore. Non puzza di bruciato, quindi non... Quindi leviamo l'alimentatore, questo qua, e ci rimettiamo il suo. Ok? Ok. Siccome fa la stessa cosa, non è l'alimentatore. Ok? Quindi ci rimettiamo il suo bel alimentatore senza che stiamo a smontare tutto. E io so come San Tommaso che secondo me è la RAM. Sta RAM che purtroppo quando rimane ferma anni, secoli, bisecoli, perché poi quando uno parla di 10 anni nell'informatica è come se fossero 100 anni. Oh. Mi rifiuto di credere che sia andato sto. Niente, ci ha provato a partire ma si è bloccato. Tra l'altro questo c'ha anche i dip switch per configurare manualmente la CPU. Andiamo a vedere, tanto perso per perso sto PC, ormai l'ho smontato tutto, mi sa che io ho promesso a mia moglie che con più di qualcuno lo devo buttare questi PC. Questo mi terrò soltanto la scritta Mazinger Z e poi questa live rimane per testimoniare quello che diciamo che era questo PC. Allora, quindi qua niente, mi sa che questo è andato al cinema.
come diceva il mio amico Sergio, quando una cosa non funzionava diceva sempre andare al cinema. Ma non è che si accendeva con quest'altro, io sono stupido, che l'avevo messo, no. Allora, perché un LED verde c'è acceso, voi non lo potete vedere, ma c'è sulla scheda madre un LED verde acceso, Mortangolieri, niente, questi stanno connessi bene, quindi non è questa che non fa contatto, anche perché prova ad accendersi. Niente, non so che cosa può essere, perché i condensatori non li vedo male, sembra che stanno tutti bene. Ecco, ora si è spento il LED, è partita e si è spenta. Io senza sapere né leggere né scrivere, guardate che faccio, faccio una prova, ci metto la scheda video, scheda video inserita, attacco il monitor, ok, non mi serve altro, prova a partire e si spegne, ma sai, questo quando fa così è il processore. Quando fanno così, molto spesso è la CPU. E quando è la CPU, io poi forse ce l'ho qualche altro PC. Niente, partiva ma si spegne. Parte ma si spegne. Però secondo me, se facciamo come ho fatto con quell'altro e lo lascio un po' attaccato, questa alla fine parte, a voglia. Magari sapete che faccio? Levo la batteria tampone, che questa sarà sicuramente scarica, magari si è corrotto il BIOS. Ecco la batteria tampone, sempre a bottone CR2032, sono sempre queste, ok? Quindi così abbiamo resettato completamente il BIOS. Niente, poi ci lascio passare la corrente dentro. Boh. Provate a scrivere nella chat chi è collegato, che cosa posso fare, perché sembra che parte e poi invece si spegne da solo. Quindi c'è qualcosa che non va, magari col BIOS. Allora, qui che caspita ci sta attaccata? Ah, qui c'è quell'altra ventolina che sta lì che gira, quindi non può essere quella. Questa del processore gira, quindi il processore sembra che stia bene. Chipset sta messo bene, il BIOS sta messo bene. Il BIOS sta messo bene. Non ho idea di che cosa possa essere qua. Bisognerebbe smontare pure la scheda madre qua e via. E mandiamo tutto al cinema qua, Niente. Sapete che si fa? Si manda tutto al cinema. Si manda tutto al cinema, come dico io. Allora, iniziamo con staccare bene, il connettore che già abbiamo staccato prima. Sono le 12:14, mi devo sbrigare perché ho ancora un quarto d'ora, dopodiché devo chiudere la live. Quindi staccato questo, sbrighiamoci e stacchiamo pure l'alimentatore. 1,
2, 3, 4. Andiamo a vedere che alimentatore montava sto coccio con tutta sta roba attaccata. Ah, miseria, oh. E c'è ancora roba attaccata, che c'è, ne vento? No, ok. Allora, l'alimentatore che alimentava tutti quegli hard disk e tutta quella roba è questo. 300 watt. Ah no, più 5 output 300 watt max, 160 watt però sui più 5 e più 3,3. Insieme non devono consumare più di 160 watt. Gigabyte. Sta abbastanza bene, non è neanche troppo sporco, anzi. Mettiamo qui altro alimentatore. Già qui sotto ce n'ho 4-5 da alimentatori. Oh, vediamo, mo è sollevabile. Vedete, c'è la ventola sulla CPU, poi metto così, e c'è pure quest'altra ventola messa per così, che andava a raffreddare così. Questa raffreddava la CPU, e qua sopra c'era l'alimentatore, e questa andava a raffreddare l'altra parte della scheda madre, le RAM, eccetera. Diciamo che era bello raffreddato, eh. Ricordiamoci che questo è un PC che io avrò assemblato, se è stato abbandonato nel 2004, almeno nel 2000-2001, più o meno quegli anni là, abbiamo visto un po', più o meno quegli anni lì. Allora, andiamo a togliere anche, ecco, queste sono le staffe che reggevano gli hard disk, pensate un po' che mi ero inventato, ok? Allora, e adesso qui andiamo a vedere che CPU c'è, va, prima di smontare la scheda madre. Ah no, devo levare. Eh sì, devo prima levare, mi sa, la ventola. Allora, questa è la ventola della CPU, vedete? La ventola della CPU, questa ancora gira, ancora va, perfetta, infatti prova a girare. E poi andiamo a vedere la CPU. Niente, qua mi sa che mi serve il cacciavite a taglio, quello che sta con me da una vita. Ok, mi sa che è un MMX questa, è un Intel, no, ma sa che pure Pentium 3, boh. Allora, questa è la CPU che andiamo a vedere. Celeron, è un Celeron. Intel 00. Boh, Intel 00 120 MHz. Boh. Comunque un Celeron sicuramente, vedete? Celeron processor. Che poi tra l'altro questa telecamera dovrebbe mettere a fuoco anche così da vicino, dovrebbe riuscire. 100, 128, 100. Mamma mia, riesce a mettere a fuoco anche da così vicino, se c'è abbastanza luce però. Celeron. Quella è una scritta piccola 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 che sta qui sotto. Adesso mi rimetto a fuoco a me. Attenzione, ok, mi ha rimesso a fuoco a me. E quella è una scritta piccola 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 che sta qui. Vabbè, questo è il processore. Ok, diciamo che abbiamo fatto il tear down alla fine di questo PC. Queste sono le RAM SDR. Queste sono le vecchie SDR. Vedete, con due tagli. Tra l'altro guardate, questa è una SDR 133 MHz, 256 MB. Mazza, questa vale di più questa RAM qua che tutto il PC messo insieme. Andiamo a vedere quest'altra RAM. Eccola. 256 MB, Sync 133 MHz. Pure questa da 256 vale parecchio. Andiamo a vedere l'ultima.
l'ultima in coccio, no, 256 mega, PC 133, queste valgono, c'aveva 768 mega di RAM, mi sa che all'epoca questo era non super PC, di più. Allora, guardate, io direi, smontiamoci anche la scheda madre, e questo purtroppo, mio malgrado, se ne va al macero pure lui, sempre se riesco pure a smontarla sta scheda madre, perché questi, una volta, queste viti che io sto svitando della scheda madre andavano attaccate direttamente su dei piruletti di metallo attaccati su scheda madre, che però spesso e volentieri si spanano e succede il macello. No, sembra che fino adesso, diciamo, quante ne mancano? Qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è, qua l'ho svitata. Ah, capirai, se ce n'ho una lì sotto, sì, ci starà sicuramente una lì sotto, mannaggia. Mi tocca continuare a smontare anche il removibile, così vediamo anche il removibile che si usavano all'epoca, 6.000 viti qua, eh sì, quello qua ci stavano. Quindi per andare a smontare il removibile dobbiamo per forza smontare lo sportello quest'altro. Fa niente. Guardate che fare il tear down è anche bello, perché vabbè, in questo caso io ho fatto un tuffo nel passato di quando assemblavo questi PC e di quando, stai buona, Viro, mi divertivo con queste cose, insomma. Adesso molto di meno. Questo che ho io di PC, come sapete, è del 2012 e non l'ho mai toccato. Sta così, dentro ci sarà un mare di polvere, ma non l'ho mai toccato quel PC. Allora, come vedete io non uso cacciaviti elettrici, però sono molto veloce a svitare lo stesso le viti. Beh, ne ho assemblati talmente tanti dei PC che penso mi è venuta la nausea. Ok, giriamolo di qua. Sì, di qua c'è una vite, eccola qui. Tra l'altro molto comodo questo case, perché aveva, poi io potevo pure evitare tutto quello che sto facendo, perché guardate un po', io ho due viti qua, guardate, svitata una, svitata l'altra, guardate che spettacolo che è questo case, non li fanno più così. E qua si doveva riuscire a togliere, in teoria, sto coso, tutto in teoria, forse bisognava tirarlo su, no, vabbè, in teoria si apriva questo qua a sportello. Guardate, ora ve lo faccio vedere, guardate, io ho tolto due viti qui davanti, questa, e questo era fatto che si poteva aprire, è vincolato qui, qui e qui, è vincolato, ma non so come, però si apriva, questo si levava completamente, quindi era abbastanza comodo. Ma adesso andiamo a levare, questo non si leva perché non ho levato la vite, quella più importante, scusate, te fossi, no? Ok, vite tolta ed ecco il rimovibile. Togliamo anche questo, ci frega più niente. Via, via. Eccolo qua. E questo è un hard disk removibile IDE. Qui dentro ci si attaccava l'hard disk e questo cassettino, avendo la chiave, si poteva sfilare e infilare su un'altra parte dove uno aveva la stessa slitta. Ok? Quindi questo è l'interno di un cassettino removibile. Come vedete dietro è tranquillamente IDE con il Molex, con l'alimentazione, quindi dati e alimentazione. E poi l'hard disk veniva settato lui stesso all'interno se era master, slave o cable select. Ok? Quindi questo è un removibile. Poi resta ancora il floppy, andiamo a togliere, ci sono due vitarelle sul floppy. Ok, ok, aia, non ci facciamo male, qui tagliava il metallo, qui tagliava parecchio, ed ecco un floppy
con il suo bel frontalino, ed ecco un bel drive floppy, vedete? Un bel floppy, che questo può essere modificato anche per girare su Amiga. Allora, quindi è rimasta l'unica vite che stava qui sotto, come non c'è la vite là, no, non c'è la vite perché ci stanno sti cosi che io odiavo, plastica, e niente. No, mi dispiace perché i condensatori stanno tutti quanti bene. Vedi qua, quello si leva, ma questi per levarli è un po' un'impresa. Li odiavo sti pezzettini di plastica. Una volta messi non la levavi più a scheda madre. Erano comodi quando assemblavi, ma di una scomodità enorme quando dovevi levarli. Allora, io qua non vedo altri viti e ci sono solo sti piruletti di plastica. Mannaggia. Tra l'altro io sta ventola, ma come si legge? Ah, si legge con le fascette stringitubo, pensa un po'. Vabbè, quella rimarrà attaccata, ma io devo andare a... Non la volevo rompere sta scheda. Andiamo a prendere un attimo una pinza e proviamo a rompere i gancetti di plastica. Se io riesco a levare almeno questo, ma sì. Vado a prendere una pinza. C'ho una pinza a becchi ricurvi che può andare proprio bene. Infatti io qua questo sicuramente lo riesco a levare con la pinza a becchi ricurvi. Ok, e infatti questa qua si è levata e mo mi serve da levare questa senza andare a rompere scatole a sto condensatore. Oh, mi è rimasta solo questa, niente, non si vuole levare. Quanto li odio sti cosi, sti pezzetti di plastica. Niente, non si levano proprio. Allora sono meglio quelli in gomma di caucciù. Oh, levata, perfetto. Mamma mia, sti cosi di plastica. Allora, leviamo tutti sti connettori. Oh, ed ecco la nostra bella scheda madre. Eccola qui. Poi vi faccio una bella foto. Questa è una Asus. Allora, andiamo ad analizzare questa scheda madre. Marchio Asus. TUV 4X. Allora, scheda madre. Uscite sulla scheda madre. Tank. Tastiera e mouse. Due porte USB 1.0. Seriale parallela. Fine. C'era più niente. Ok? Vai col 3D. Allora, porta floppy, questa qua. Questa è la porta floppy. Prima ride quello celeste, seconda ride quello nero. Quindi prima ride, seconda ride, 4 periferiche più floppy. 4 slot per le RAM SDR. Quindi le SDR 66, 100, 133 vanno bene tutte su questa scheda madre. Poi slot AGP, scheda video. Alexa, posponi 10 minuti. Slot PCI, tutti slot PCI. Sono ben 6 slot, 1, 2, 3, 4, 5, 6 slot PCI. Quindi una bella scheda madre
che si poteva espandere proprio parecchio, e infatti qui con tutte RAM da 2,56 questo arrivava a 1 giga di RAM. All'epoca 1 giga di RAM era il massimo, proprio i server avevano 1 giga di RAM. Vedete? Questo è il chipset, ovviamente, e qua ci sono, vai col 3D, allora i connettori per le USB, vabbè, questo è uno slot per espandere ancora di più la scheda madre, è un expansion slot, ok? Poi c'è allora qui si attaccano tutti power on, power off, LED, IDE LED, power LED e tutto il reset, tutti quei pulsanti davanti, ok? Qui ci stanno dei connettori a cui si potevano connettere, infatti c'è scritto AF panel, e c'è scritto AF significa audio front panel, tra l'altro è tutto serigrafato qua, AF panel, lì c'è serigrafato tutto a che serve, vedete, panel normale, poi c'è il chipset dell'Asus, poi c'è il BIOS, vedete, quello è il BIOS, poi c'è il chipset via, tra l'altro non c'era neanche la scheda di rete incorporata questa, vedete, questo è lo slot dove andava la CPU, questo è il chipset che controlla tutto l'ambaradam, ok? Insieme poi al chipset via, vedete? TUV 4X. 4X penso che si riferiva all'AGP 4x che aveva on board questa scheda madre. Vedete? Quindi due seriali, una parallela, due USB, tastiera e mouse, non vedevano nient'altro. Tutto il resto ve lo dovevate comprare a parte, la scheda video, la scheda audio, eventuali schede aggiuntive, tutto a parte, ok? Quindi questa è una bellissima scheda, tra l'altro andiamo a vedere se c'è qui il date per la garanzia. 2001, come vi ho detto, 2000-2001, eccolo là, quello è gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, è settembre 2001. Mr. Bit, sigillo di garanzia. Chissà se sta ancora in garanzia, non funziona, vado da sto Mr. Bit, gli dico, oh, a me sta scheda madre me la devi cambiare, perché a me non mi funziona più. Cambiami la scheda madre. Mr. Bit mi manda a quel paese, non so neanche se esiste ancora. Allora ragazzi, mamma mia come soffro, che ho le mani tutte sporche. Allora, vi faccio rivedere davanti questo accrocco. Mazinger Z, adesso questo lo mantengo, vedete? Mazinger Z, questo lo terrò senz'altro, Mazinger Z, quindi Robo, no, questo è Alamen, no, quello è il grande Mazinga, c'è Mazinger, veloce distruttore come un lampo, non dà scampo, no, odia la paura, non conosce la pietà. Vedete? Mazinger Z, questo me lo tengo come ricordo. Tutto il resto qua, no, le schede non le butto. Devo stare attento con questi video perché ho pure cane, gatti, se le mangiano poi è un disastro. Allora, mettiamoci qua, facciamo la chiusura della live, 1 ora e un quarto di live. Abbiamo fatto il tear down di questo PC che è malincuore, poi leverò anche questa ventola, ma devo andare a prendere mia figlia a scuola. Quindi niente, mi smonto pure l'altoparlantino, ecco, guardate, siccome molte schede audio avevano un mini amplificatore a bordo, c'era proprio un altoparlantino monofonico, come volete voi, che non strilla, però diciamo fa sempre meglio di un beeper questo altoparlantino qua, quindi bisognava attaccarlo a una scheda che abbia un minimo di amplificatore, anche perché per muovere quella membrana così piccola basta un amplificatore piccolo piccolo, 1 watt, mezzo watt, cioè più o meno quello, e quindi c'erano degli integrati e degli amplificatori molto piccoli che potevano amplificare che potevano alimentare un altoparlante così piccolo, quindi va benissimo. Poi si usavano anche i toroidi, guardate, vi faccio vedere quest'ultima cosa, poi ci salutiamo. Questo è un toroide, vedete? È un toroide
che si utilizzava per isolare le interferenze. Ok? Pure questi toroidi io di solito me li tengo perché tornano sempre utili. Questo proprio è scusate le mani sporche, ma è un toroide, vedete? Penso sia in ferrite questo, perché non è magnetico. Serve solo per isolare. Sì, è di ferro perché si attacca sull'altoparlantino, vedete? Si attacca sull'altoparlantino, quindi è ferro. Ok, si attacca da tutti e due i versi, quindi non è un magnete. Assolutamente non è un magnete, se no non si attaccherebbe da tutti e due i versi, visto che i magneti sono bivolari. Ok? Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito. C'è tanto da dire su questo PC, però lo vedremo la prossima live. Magari farò una live dedicata magari alle schede che abbiamo trovato dentro questo PC, perché qui ci abbiamo trovato delle schede veramente belle, una bellissima scheda video che per l'epoca era molto buona, una ATI. Poi abbiamo visto la Creative Gold, una bellissima Creative Gold con una scheda aggiuntiva per le periferiche MIDI. Poi abbiamo visto che c'era una bellissima scheda Casi che non era dell'Adaptec, mentre c'era una scheda Adaptec, ma era una scheda ATA33 per connettere 4 periferiche IDE aggiuntive al PC, alle 4 che già ha il PC, perché il PC ha 2 controller reader, primary e secondary, ognuna ha master e slave, quindi sono 4 periferiche il PC e altre 4 periferiche con questa scheda aggiuntiva. Poi abbiamo visto che c'era, diciamo, non avendo la scheda di rete da nessuna parte, c'era a bordo della scheda SCSI. Abbiamo visto che la scheda madre era un'ottima scheda madre della Asus, una TUV della Asus, quindi ci sarebbe parecchio da dire anche sull'hardware che abbiamo trovato. Quindi una volta fatto l'unboxing abbiamo visto pure il removibile IDE, quindi se riesco a trovare un paio di chiavette, quelle mi sembra che erano universali, potrei pure provare ad aprirlo e vediamo se riesco ad aprirlo quello, così vi faccio vedere pure come era fatta la slitta, quella che veniva chiamata la slitta. E poi non lo so, altre cose non lo so, possiamo parlare anche del processore e della RAM. La RAM era, come abbiamo visto, 3 banchi da 256 SDR, cioè veramente qualcosa di spettacolare. Va bene, detto questo io vi devo assolutamente salutare, mi devo andare a lavare le mani perché veramente mi danno fastidio le mani così, quindi io non ho potuto tanto leggere i commenti perché purtroppo oggi quando ho avviato la live non funzionavano i commenti. Il problema non so se di Restream di chi era, se il mio di Restream, io ho fatto log off, log on, ma niente, risulto essere ancora in live, però ovviamente senza la chat. Va bene, grazie a tutti di essere stati con me, ci vediamo alla prossima live, quasi sicuramente domani, perché ne ho trovato un altro di quelli che stavano, anzi, in finale di live, mancano 2 minuti e risuona Alexa, vi faccio vedere quello che vedremo domani. Oh, mo mesce l'ernia, guardate, questo Trider G7. No, questo pesa 1 tonnellata, quello pesa veramente 1 tonnellata, pesa veramente troppo. Ovviamente qua c'è un ultraplex, quindi mi aspetto che ci sia un qualcosa di SCSI. Ve lo faccio rivedere, lo prendo un po' meglio perché ho paura che mi casca. Allora, Trider G7 Amiga Ultraplex, c'è un lettore slot-in, quelli della Pioneer. Slot-in significa che non c'è il cassettino, ma voi mettete il CD direttamente dentro, ok? Pesa 1 tonnellata, pesa veramente troppo, ok? Detto questo, ricordatevi di mettere il like al video se vi piace questo che faccio io in live, ricordatevi di iscrivervi al canale e andate a visitare tutti i miei siti partendo da classe74.it. Grazie a tutti, vi saluto, ciao da Reni Retro, ciao!